Zucche magiche, quando meno te lo aspetti. Luciana Carta, 2 giorni della festa d'autunno che richiama a Jesolo grandi e bambini perché è stato creato un bel fil rouge di eventi adatto a tutti. Sicuramente un momento di incontro generazionale, perché come dicevi c'è di tutto per tutti, quindi andiamo dalle attività per i bambini ai laboratori, agli spettacoli, alle attività di animazione, ci sono delle mostre, una importante collaborazione con il Consorzio della Bonifica è stata infatti aperta la cosiddetta idrovora di Cava Zuccherina, dove c'è una mostra sulla storia della bonifica jesolana, e poi artigianato, mercatini, grazie alla presenza di 100 passioni, eccellenze enogastronomiche, grazie alla importantissima presenza delle aziende agricole di Jesolo, spettacolo equestre davanti alla casa della città, davanti al municipio, e poi si spazia naturalmente sulle decine, veramente decine di eventi che quest'anno caratterizzano questa festa. Veramente un momento di festa che ci aiuta a superare le difficoltà degli anni immediatamente passati. Questa è una delle feste a cui siamo più affezionati perché riesce ad essere attrattiva nei confronti dei visitatori che vengono da fuori Jesolo, ma è anche un momento dopo l'estate, dopo la stagione, per gli jesolani, per le famiglie, per i ragazzi, per stare assieme, e proprio il senso di fare comunità è probabilmente il significato di questa festa d'autunno, quest'anno molto particolare perché introduciamo il tema della sostenibilità con gli spaventapasseri totalmente sostenibili perché realizzati dai ragazzi delle scuole con materiale di riciclo, con tanta cultura, la mostra della bonifica, la mostra del Milite Ignoto e poi una grande occasione per i commercianti e per le varie bancarelle che possono mettere in mostra tanti prodotti anche chilometro zero del territorio. Quindi un bellissimo momento, giostre, musica, un momento per le famiglie, per gli esolani e per tante persone che da fuori sabato e domenica vengono a visitare Jesolo.